Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi voglio rispondere con un video ad alcune richieste di mie amicizie che mi hanno chiesto se e come è possibile sedurre online. E quindi il vostro Marietta Veneziano fa una micropillola tanto per dire cosa ne pensa. Però prima di fare questo il vostro Marietta Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube L'Illegale, al canale YouTube del vostro Marietta Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il Degare Marietta Veneziano coadiuvati da Misas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se volete lasciare un like o un commento, il vostro Marietto contento. Per raggiungerci i link sono sotto nella descrizione. Vi ricordo anche che da quando ho raggiunto le 1000 iscrizioni si può andare nella community e il vostro Marietto mette dei circuiti che si possono utilizzare gratuitamente. Bene, partiamo un po' da questa seduzione online, perché ultimamente negli ultimi 5-10 anni praticamente i social hanno preso l'avvento e il sopravvento su tutto, e molte persone praticamente conoscono e allargano i propri orizzonti comunicativi tramite non più o bar, ristoranti o quant'altro o cinema ma praticamente o le sagre dei paesi, ma praticamente le persone si incominciano o si ritrovano o cominciano delle nuove amicizie o comunicazioni nei vari social, e quindi praticamente i social hanno rivoluzionato un po' il modo comunicativo e soprattutto negli ultimi 5 anni si è passato dai computer a praticamente il 70% praticamente usa i cellulari, e quindi praticamente diviene imperativo capire come muoversi in questi social. E generalmente le persone, quando si mettono in questi social, all'inizio sono un pochettino allo sbaraglio, non sanno bene come utilizzarli. Però la prima cosa che bisogna sempre tenere in considerazione è che non bisogna mai spaventare la persona con cui si vuole avere un'amicizia, un contatto. Quindi bisogna sempre stare nel modo garbato, mai far proprio, come si suol dire, essere esuberante, mai bombardarlo di messaggio, ma sempre stare in modo elegante, in modo da rendersi sempre un pochettino appetibili, anche perché una persona, quando vede 20.000 messaggi di una persona che gli dice buongiorno, buonasera, come stai, cosa hai fatto, di qua e di là, a un certo punto potrebbe chiudersi a riccio. Anzi, bisogna stimolare l'altra persona a raccontarsi sempre di più, perché più si sente dall'altra persona, più a livello emotivo l'altra persona è coinvolto. Quindi una delle cose principali è far parlare l'altra persona, e anche per capire se quell'altra persona ha le stesse qualità che noi stiamo cercando, per capire se è un narcisista oppure una persona che è aperta mentalmente, una persona profonda e ha delle qualità che magari al primo colpo non vengono. Chiaro che poi ci sono quei furbacchioni che magari dicono delle cose e poi nella realtà ne sono altre. Mi sono capitate casi anni fa di gente sposata che andava in giro a cercare solamente il libertinaggio. È chiaro che poi bisogna anche fare delle indagini radiostesiche, anche per vedere se poi effettivamente c'è dell'arrosto oppure fumo. Però partendo da questo presupposto bisogna sempre dare il beneficio del dubbio, nel senso che bisogna dare alla persona una possibilità di mettere sul tavolo le proprie carte e fare effettivamente vedere la qualità della persona. Chiaro che questo si sviluppa poi nella realtà, però il primo incontro oggigiorno, praticamente il 70% degli incontri derivano da incontri sui social, quindi praticamente le persone oggigiorno per la maggior parte si incontrano sui social e sviluppano sui social appunto questo nuovo tipo di società, che poi chiaramente nella realtà si mette in atto. Quindi quando voi volete incominciare ad attirare qualcuno non dovete prima di tutto essere violenti, invasivi
e far parlare le altre persone in modo che voi possiate in un certo senso anche capire il soggetto, e quando una persona parla molto di se stessa si apre emotivamente, si coinvolge e praticamente voi riuscite a vedere com'è il suo stato vibrazionale. Parto sempre anche da un presupposto radiostesico, quindi oltre a conoscerlo online bisogna anche sempre fare una bella indagine preventiva radiostesica in cui si vede effettivamente se quella persona a priori è un furbacchione o una persona che ci mette del cuore ed è veramente intenzionata e seriamente vuole fare qualcosa. Quando poi a un certo punto voi avete tirato le vostre somme e capite che è una persona seria, potete usare tranquillamente anche i circuiti di avvicinamento che il vostro marietto ha messo gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org e potete utilizzare anche dei riti operativi di avvicinamento che sono semplici e non coinvolgono niente a livello di entità. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Gare Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!